Per ultimo aggiungiamo la ricotta di pecora già essiccata, pronta per mangiare. Mettiamo il coperchio e tagliamo. Di Bella Sicilia, oggi abbiamo anche questa bellissima questedda offerta da Delizie di Grano che useremo per antipasto, anche questa. La condiremo con olio, origano, acciuga e una grattugiata di ricotta salata. Non capita tutti i giorni di tagliare. Vedere queste cose. Quando si lavora poi c'è anche un momento per mangiare. mangiare. Dopo il lavoro ci sta il riposo e soprattutto riempirsi la pancia. A te piacciono le cose semplici e genuine? Sì. Tra poco gusteremo questa bruschettona. Ecco, quali sono gli ingredienti che preferisci? L'acciuga, l'olio e l'origano sono quelli che più mi fanno impazzire, ma io d'altronde mangio tutte cose. Un po' di olio di geraci. Questo possiamo dire che è l'unico prodotto non locale, Questo però sempre siciliano. la sarda salata. Aggiungiamo i pomodorini nostri locali. Pomodori secchi E conditi. e conditi, sì. Con aglio, olio, aceto e peperoncino. Questa è la colazione nostra di mattina. Ci troviamo a Cicche 6 a Gerace Sicolo, a 1400 metri dal livello del mare. Ora aggiungiamo l'origano nostro, questa splendida montagna. Aggiungiamo un po' di pepe nero, questo non è nostro, Daniele. Per ultimo aggiungiamo la ricotta di pecora già essiccata, pronta per mangiare. Mettiamo il coperchio e tagliamo.